controlli tu? Io devo fare la sua Instagram. Ah già. Perché non posso... Mi dici qual è il punto? Ah? Ah, grazie, sì. Qua possiamo stare? Ci vediamo? Sì. Vicino un po'? Che ne dici? Mi avvicino io? No, vicino qua. Il microfono si riprende da qui? Sì, il microfono è nel cellulare. Va bene, comunque siamo in diretta. Aspettiamo un pochino, stiamo aspettando il sindaco di Donori e Roberto Follesa. È l'entità metafisica. Ecco. Questo è l'assessore, non è il sindaco. Vabbè, intanto iniziamo, insomma, diciamo due cose. Grazie a tutte e a tutti per la vostra presenza. Questa è l'inaugurazione della 7ª edizione del Contemporary Festival, festival di arte e avanguardia che si svolge ad Onori ogni 2 anni. Questa edizione la sentiamo come speciale perché siamo all'interno di un periodo particolarmente feroce, sia dal punto di vista del cambiamento climatico, della crisi ambientale che sentiamo particolarmente in questi giorni sulla nostra pelle, sia dal punto di vista della crisi sanitaria e della pandemia. Penso sia veramente un atto di coraggio costruire un festival all'interno di queste due grandi difficoltà. Veramente bravissime e bravissimi i ragazzi della comunità organizzatrice del Contemporary. Sono con noi presenti anche le artiste e gli artisti in residenza, di cui presenteremo anche le loro opere. Con me è presente l'assessore alla cultura, giusto? L'assessore alla cultura, Maurizio Coccia, curatore delle edizioni del Contemporary Festival. Che dire? Lascio la parola a Maurizio Coccia. Facciamo parlare prima le istituzioni, sì. Magari in attesa che si avvicini anche all'altro complice, Roberto Follesa. Si vede l'assessore? Sì. Vicino. Meloni, giusto? Antonio Meloni, assessore alla cultura. Buonasera a tutti, porto i saluti dell'amministrazione. Siccome ci sono tanti amici che vengono dall'Europa et dans le monde. Rivolgo il saluto aux amis qui viennent de la France, en français. Bienvenue, nous sommes bien heureux de vous hospiter dans notre village. Welcome to the other friend who comes from Finlandia, Mongolia. In spagnolo mi viene difficile, quindi qualcuno che può salutare gli amici che vengono dal Cile, li saluti pure in spagnolo. Certo, per la nostra comunità è un giorno molto importante, è un insieme di culture concentrate in questi giorni ad Onori. Per noi è un momento veramente straordinario. Mi rendo conto delle difficoltà che si sono dovute affrontare
per realizzare questo festival. L'impegno notevolissimo di Roberto, dell'associazione Brevus, di Roberto, di Silvia, senza la testardaggine di loro due non sarebbe stato possibile realizzare questo incontro. Maurizio Coccia, direttore artistico, che ha creduto anche lui nella possibilità di realizzare anche quest'anno l'evento, e quindi credo che comunque sarà un successo per voi artisti, lo è sicuramente per l'amministrazione che in qualche modo rappresento. Quindi buone giornate, auguri, benvenuti ad Onori. Vorrei invitare anche il sindaco. Una sorpresa, non mi sono preparato i discorsi perché io vado così a mano come fa la maggior parte di voi, così come viene. Buona la prima. Buona la prima. Tanto benvenuti a tutti quanti. Stiamo attraversando un periodo molto particolare, siamo uno dei pochi comuni che sta riuscendo comunque a mantenere la manifestazione. Questa è una cosa che è importantissima, perché si può comunque fare in sicurezza, si può fare spettacoli, si può fare manifestazioni di tutti i tipi, ma mantenendo assolutamente quelle che sono le prerogative, gli atti di prevenzione per evitare il contagio di Covid. Per fortuna noi ad Onori siamo ancora con un numero molto ristretto di positivi e quindi ci possiamo permettere di andare avanti anche con gli spettacoli. Auguro a tutti un buon divertimento, ci saranno, immagino, delle sorprese durante tutti questi 3 giorni di sorprese, quindi anche i donoresi si abitueranno a qualcosa che non è proprio nelle corde normali della nostra vita. Quindi ci aspettiamo un po' di tutto, speriamo in sicurezza sempre. Grazie a tutti. Sta arrivando Roberto. Vediamo allora come faccio la chiusura. Sta arrivando? Sì, sta arrivando proprio in questi attimi. Suspense. Allora, solitamente in occasioni come queste si presenta, si descrive al pubblico la serie delle opere che andranno a vedere, no? Le pitture, le sculture, le installazioni vengono raccontate secondo quello che è il loro aspetto esteriore, oppure in base al loro significato. Così facendo però succede che si perde ciò che invece non si vede. Il momento dell'ideazione, quando si realizza l'opera, quando la si colloca nello spazio, soprattutto quando è uno spazio urbano. Ecco, io stasera vorrei invece dirvi quello che le opere nascondono. Mi piacerebbe parlarvi
della stanchezza fisica, delle strade deserte quando alle 3 del pomeriggio ci sono 40 gradi. Vi vorrei parlare della frustrazione quando aspetti un attrezzo e non arriva, quando hai un appuntamento e viene costantemente rimandato, quando aspetti pazientemente una risposta dalle istituzioni. Vorrei anche parlarvi della solitudine, la solitudine di chi senza lamentarsi lavora fino a quando c'è buio e poi torna ed è così stanco che non ha neanche la voglia di mangiare con gli altri. Vorrei farlo ma non lo faccio. Non lo faccio perché non siete qui per ascoltare queste cose. E soprattutto non lo faccio perché mi basta guardare negli occhi coloro che hanno partecipato a questa tormentata avventura e capisco o mi illudo di capire che comunque ne sia valsa la pena, che vada bene o vada male, e anche se qualcuno magari stenta ad ammetterlo, sarà difficile dimenticare ciò che è accaduto in questi giorni. Qualcosa è rimasto, qualcosa che ci lega, ed è qualcosa che non si vede, mi dispiace, ma ci accompagnerà. E allora, invece di parlarvi delle opere, io vi do un suggerimento, no? Che magari potrà esservi utile anche in altri momenti. Anche se siamo abituati nei musei, nelle mostre, a non pensare a quante volte Michelangelo si è schiacciato un dito, oppure quante volte ha dovuto raccogliere da terra il pennello Raffaello. Ecco, quello che vi suggerisco è: andate, seguite la mappa, fatevi condurre dal flusso di pensieri che le opere vi suggeriscono. Dico flusso di pensiero, non dico il piacere, perché non è detto che le opere vi piacciono o non vi piacciono. Quello è un altro discorso, magari lo affronteremo in un'altra sede. Ecco, seguite questo pensiero, ma ricordatevi che comunque dietro queste opere ci sono donne e uomini che hanno le vostre stesse esigenze fisiche e metafisiche. Donne e uomini che possono sbagliare esattamente come voi, esattamente come me. Allora, parlando di persone, mi corre l'obbligo, i ringraziamenti ufficiali li farà il nostro pirata che è appena arrivato, Roberto Follesa. Io vorrei ringraziare 3 donne importantissime, senza le quali non ci sarebbe questo festival. Nell'ordine sono Silvia Schirru, Nostra Signora della Dinamite, senza la quale semplicemente non ci sarebbe niente. Ve lo ripeto, non ci sarebbe niente. Okay? Poi è assente, ma comunque è una personalità ingombrante che rimarrà ad onori. Vorrei ringraziare la regina della notte, Alberta Follesa, la cui generosità a volte sfiora il misticismo. E infine Mercia Carboni, che nonostante l'aspetto gracile
è nota come Macete. Silenziosa, precisa, implacabile come fuoco. Detto questo, davvero vi voglio ringraziare a nome di tutti, di coloro che sono assenti e che arriveranno dopo, perché non dimentichiamoci mai che dietro qualunque genere di manufatto c'è sempre dietro una persona. Le persone sbagliano perché fanno, chi non fa non sbaglia. Sbaglia anche lui. Perché non fa? Sei a favore o sei contro qualcosa? Perché se no lo cancelliamo. E allora, nel ringraziarvi comunque tutti, vi ricordo brevemente quelli che sono gli appuntamenti di stasera. Avremo alle 7 la performance di Elena Bellantoni, che comincia praticamente dietro di voi e poi continuerà di fianco al bar nella ex pizzeria. Alle 20 comincia anche la proiezione cinematografica al Monte Granatico, al quale si accede tassativamente solo con il Green Pass. Solo con il Green Pass. E infine alle 21 nell'area dei concerti ci sarà la lecture, cioè la presentazione ufficiale di Alterazioni Video, che poi ritroveremo di nuovo con il DJ set finale, e in mezzo ci sono tutti gli altri musicisti. Quindi sembra che ce l'abbiamo fatta. Grazie. Avvicinati, Robby. Sì, grazie a tutti di essere venuti, poi i ringraziamenti veri e propri li faremo alla fine quando sapremo chi ringraziare le persone che ci aiuteranno. Quest'anno è stato un anno difficile, abbiamo avuto imprevisti ogni momento, specialmente questa settimana, tutto è stato di corsa, però al momento siamo qui e sembra che ce la stiamo facendo. Speriamo vada tutto bene. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento e nel mentre si possono vedere le opere. Sì, appunto, è disponibile la mappa e poi sì, seguite la mappa perché mi pare che non facciamo in tempo ad accompagnarvi come avevamo previsto, perciò appunto Macete vi distribuirà la... Comunque ci saranno anche i prossimi 2 giorni per vedere tutte le opere, quindi ci sono molte opere, sicuramente è un tour impegnativo, però almeno sarà un bel cammino.